Salinno e ti cantari e Questa è una festa patronale, è bella. Quando esce Santa Nicola che butta tre è fantastico. Ah, butta tre, io non me ne ero accorto. Guardalo, è così. Ma cosa ha preparato di buono da mangiare? Ma niente, è il solito che si fa la carne al forno, nel tegame. E un po' di cotolette, un po' di braciole, quello che troviamo mangiamo. Buona festa! Grazie, arrivederci. Allora lei mi deve dare un'altra pietanza, un'altra cosa buona legata a San Nicola. Supo capretto, supo castro, c'è un vino buono. Certo, vino nero, Ma qua dove lo fate? Qua nelle colline? nelle colline, vino bellissimo. Ma prima di portare il santo non si beve? No, non si può. Si deve bere dopo. Stasera io mi ubriaco. Prima no. No, prima no, stasera quando arrivo a casa c'ho tre tiane, diciamo, parlo in dialetto, 3 tiane da 32 e sono 8 kg di carne a tiano. 8 kg di anni. Ma quindi lei c'è a mangiare per tutto il popolo? Da me questa sera siamo 40 a mangiare. 1,41. 41. I portatori di San Nicola, ma ogni volta che c'è una processione c'è un grido che esalta, che mette carica. Qual è quello di San Nicola? Viva San Nicola! E allora ce lo fate sentire? Viva San Nicola! Quanto è difficile, quanta emozione, cosa si prova a portare questo santo? Beh, guardi, se uno non c'è dentro non lo potrà mai capire. È una cosa, una fede che c'è in tutti noi, che abbiamo, diciamo, che lo facciamo principalmente per la passione che abbiamo per il nostro santo. E adesso cosa succede? Usciamo di qua e dove si va? Lo portiamo in spalla fino a Ponte Vecchio, Ponte Nuovo, e dopodiché verrà messo su delle ruote e faremo il giro del paese. E poi qui ci sono proprio un mare di giochi d'artificio, ma Diciamo che ogni rione ha i suoi fuochi d'artificio, il suo fuochista di fiducia. sento una cosa, io ho saputo che qui oltre a portare il santo si mangia anche bene, perché oggi si fa il castrato, no? No, qua noi la nostra tradizione è la carne a forno fatta in tediana di rasta. La carne è già nel forno. Stasera quando finisce la processione andiamo, apriamo i forni e tiriamo fuori i diani con la carne a forno. Da quanti anni lei porta il santo? Ma credo che siano una trentina d'anni ora. E c'è un rinnovo, ci sono i giovani che partono. Tanti giovani, quelli che vedo sono tutte persone nuove. C'è sempre, diciamo, man mano qualcuno esce fuori e entra un altro. E allora non ci resta che seguire tutto il santo per le vie del paese e stasera gustare il castrato e sempre viva San Nicola! Viva San Nicola! Presidente, è arrivato il grande giorno, la festa attesa da un anno. San Nicola è pronto per raggiungere tutti i quartieri
della città? Sì, San Nicola è pronto, siamo tutti pronti, una grande gioia, una grande emozione per tutti, per noi del comitato e per tutti i quartieresi. Una processione che si caratterizza di 3 momenti salienti: la visita a tutti i quartieri del paese, i giochi d'artificio, questa lunghissima processione che anticipa il simulacro fatta dalle confraternite, e poi anche un occhio al cibo, perché la tradizione vuole che qui si cucini il castrato. Sì, diciamo, durante la processione ci saranno i famosi fuochi d'artificio e alla fine della solenne processione ci sarà, in ogni casa, diciamo, di quartieri si cucinerà il castrato, la carne a forno. Quanto lavoro e quanto sacrificio? Quanti siete i componenti della commissione? I componenti della commissione siamo intorno a 20, i sacrifici sono tanti ma svaniscono proprio oggi dietro la processione, dietro il simulato di San Nicola, vedendo tutta questa gente e vedendo, diciamo, la buona riuscita della festa. Ecco, adesso che succederà? Siamo alla porta laterale della chiesa, no? Come mai esce proprio di lato? Perché è uscita sempre da questa porta, diciamo, e poi si avvierà verso il Ponte Nuovo e dopo verso la Santa Croce, che ci saranno prima i fuochi d'artificio sul Ponte Nuovo e poi i fuochi d'artificio alla Santa Croce. Ecco, il ponte vecchio che quest'anno è stato particolarmente addobbato, no? Sì, c'è stato fatto un disegno dal direttore Filippo De Mariano, Centrum Mundi, che è una, diciamo, ormai è diventata una per i quartieri un qualcosa, diciamo, che ogni anno si fa questo disegno sotto il ponte che rende caratteristico proprio questo luogo, che il ponte vecchio è il simbolo di quartiere. E poi c'è un'altra caratteristica, perché tutti gli emigrati che sono in giro per il mondo in occasione di questa festa contribuiscono in qualche modo. Sì, contribuiscono tutti mandando un contributo, anche, diciamo, ritornando qui in paese e contribuendo di persona, ma ci tengo a precisare che qua tutti i quartieresi contribuiscono in modo particolare per la festa dei quartieri, perché amano San Nicola come a noi del comitato. Il santo raggiunge tutti i quartieri della città su ruota, ma la prima parte è fatta su spalla. Sì, la prima parte, diciamo, è fatta su spalla fino al Ponte Nuovo. E poi il suono della banda che già da stamattina gli è dato tutta la città. Sì, qua la banda si usa, che di prima mattina passa per tradizione per le vie dei quartieri suonando a festa.
è da secoli che si rinnova questa fede nel nostro patrono San Nicola di Bari, e lei vede quanta gente accorre per partecipare a questa festa del nostro santo patrono. Non solo gente di Gualtieri, ma anche di tutto il comprensorio. Abbiamo incontrato persone un po' di tutte le parti e tutti entusiasti soprattutto dai giochi d'artificio. Ma com'è nata l'idea di fare proprio un festival dei giochi d'artificio? Ma guardi, forse il Festival dei Fuochi d'Artificio è stato, l'idea è stata, credo mia, durante la mia amministrazione. Io sono stato sindaco dal 98 al 2008. E in quell'occasione abbiamo, però i fuochi d'artificio, ecco, è stata sempre una caratteristica, una peculiarità di questa festa. È da secoli che si spara e si cerca, forse, non lo so, si vogliono fare questi fuochi d'artificio sempre più belli, sempre più forti, in maniera tale da dimostrare questa nostra devozione sempre di più verso questo santo. Le facciamo sentire oltreoceano questi nostri fuochi. Caro signor Sindaco, qui ho sentito che si mangia bene perché oggi c'è un piatto particolare, qua e là l'abbiamo sentito tutta la giornata, il castrato a forno. Ha sentito l'odore, deve fermarsi naturalmente per gustarla anche. Sì, anche c'è questa tradizione della carne a forno che si fa nel tegame, anche qua i nostri genitori, da genitori in genitori, insomma, hanno tramandato un po', diciamo, questa arte, questa peculiarità, ecco, nel cucinare la carne a forno. Sindaco, noi siamo abituati a girare in lungo e in largo per tutta la Sicilia, ma qui abbiamo scrigni di bellezza che vanno assolutamente scoperti. Gualtieri si camminò, ha anche una parte paesaggistica, naturalistica bellissima, penso alle cascate, quindi è da visitare. Oltre ai siti che possono essere di pregio, ecco, di interesse sotto il profilo turistico, io credo che la caratteristica principale del nostro paese è l'accoglienza. Il nostro è un paese dove si vive bene, un paese accogliente, un paese vivo, un paese sicuro, e quindi noi dobbiamo pubblicizzarlo anche per questo. E diciamo che di tutto questo forse è San Nicola che, attraverso la forte aggregazione, attraverso questa forte devozione, unisce tutto il popolo. Il popolo, attraverso anche questa festa, si unisce insieme e spera, ecco, di incarnare questi valori che ha portato il nostro santo. Augurio e l'auspicio che anche la nostra popolazione possa incarnare quei valori che hanno caratterizzato la vita del nostro santo patrono. Sì, ci sono le cascate Catavolo che vanno sempre di più caratterizzate. Abbiamo fatto degli investimenti durante la mia amministrazione, io ho fatto con tutte le mie forze, ho cercato di ottenere un finanziamento per creare un percorso turistico. Abbiamo acquistato anche un borgo un po' antico attorno al palazzo del Duca Varna, abbiamo acquistato e abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti per restaurarlo. Sì, c'è molto da lavorare, ma ci sono molto da riscoprire anche attraverso, come lei dice, i nostri siti, attraverso le nostre chiese. Ma non è solo questo. Facciamo così, Sindaco, in 3 parole invitiamo chi ci sta guardando a visitare Gualtieri si camminò. 3 parole. Si vive bene, ecco, si mangia bene, c'è una buona acqua, si è un paese accogliente, ecco, ci si diventa una grande famiglia. Chi viene a Gualtieri fa parte di una grande famiglia.
Io ho visto una cosa molto particolare, voi siete in fila scalze, come mai? Questo è un voto che facciamo ognuno di noi dentro il nostro cuore, insomma, fa un voto personale, è un piccolo sacrificio che facciamo affinché San Nicola ci possa fare una piccola grazia. Lei è di qua del posto? Sono originaria di Gualtieri ma vivo a Milazzo, quindi vengo qui proprio in onore di San Nicola. La famosa resilienza, no? Tornare alle origini. Assolutamente sì, sempre. Una festa molto partecipata. Molto sentita, soprattutto da noi che siamo proprio gualtieresi, e quindi proprio all'interno del nostro cuore la viviamo pienamente, e quindi credo che veramente questo venga trasmesso anche a tutti coloro che vengono proprio a vedere questa festa. Buona festa. Grazie. Sì, è vero, sono anche bellezze non soltanto storiche, tradizionali, religiose, ma anche architettoniche, anche culturali. È proprio vero, bisognerebbe lavorare di più e meglio per valorizzare anche facendo sistema, facendo rete fra i vari comuni. Io che vivo nel comprensorio, che sono sindaco a Santa Lucia del Mela e sono di qui, originario di qui, il mio paese è anche questo, Gualtieri Seminò, posso dirle che effettivamente anche solo nel comprensorio del Mela non ci sono solo inquinamento, ma c'è tantissima bellezza anche nelle persone e poi nelle potenzialità che questo territorio può offrire. Da Santa Lucia del Mela si domina proprio mezza Sicilia. La Santa Lucia del Mela ha una storia unica, io mi sono innamorato quando mi sono candidato di Santa Lucia del Mela ed è veramente qualcosa di incredibile, chi non lo vive non lo può capire. E ripeto, anche in questo caso a iniziare dai valori che stanno alla base, il popolo che è laborioso, che è unito, che tanto per dire lei fa un riferimento a un'associazione, Santa Lucia del Mela è potente proprio, ha la sua forza nelle varie associazioni, una di queste è quella che faceva riferimento lei, Antiche Torri, ma a partire dal castello, ma le potenzialità nostre sono tantissime, la cattedrale, tante chiese, opere, insomma non si può raccontare in un minuto, però noi da sindaco di Santa Lucia del Mela stiamo lavorando da anni per sfruttare al meglio e per migliorare, potenziare. Abbiamo recuperato tante chiese che sono poi la base di tutto, tante strutture e pensiamo che questo stesso lavoro si debba fare nell'intera Valle del Mela e rendere la Valle del Mela un fiore all'occhiello. Ma oggi siamo a Gualtieri e quindi dobbiamo dirlo, ci tocca viva San Nicola. Sì, sempre viva San Nicola, noi è la nostra vita. Ci emozioniamo ogni anno, ogni volta che pensiamo in San Nicola, il gualtierese vero vive per San Nicola e con San Nicola, sempre. Mi sbaglio o lei è stato anche sindaco di Gualtieri, quindi lo vive con doppia emozione? Sì, io ho avuto la gioia e l'onore di essere sindaco per 10 anni di questa comunità ed è stata la base del mio percorso, tra virgolette, politico-amministrativo. Io sono profondamente grato al mio paese, ai miei concittadini di Gualtieri Seminò che mi hanno tanto voluto bene, così come gli amici di Santa Lucia del Mela mi hanno adottato. Dico sempre col cuore diviso a metà fra Santa Lucia e Gualtieri, ma sono fiero e felicissimo di questa gioia che mi è stata donata. Allora facciamo una cosa, diciamo viva Santa Lucia, viva Gualtieri, viva San Nicola, ma viva la Sicilia. Viva le persone buone, le persone in buona fede, le persone umili, le persone modeste, le persone che non si montano la testa e che continuano a lavorare per gli altri. Non c'è cosa più bella che lasciare tracce di sé su questa terra, lasciare profumo.
Oh, bellissimo, qualcosa di eccezionale. Come ogni anno sono attesi, molto attesi. Lei è di qua? Sì, sono di qua. È una tradizione che porta nel cuore da bambino, immagino. Ovvio, ovvio, come tutti quanti i quartieresi. Ma qui, oltre a questo, ci sono altre tradizioni in questa giornata? In questa giornata l'attesa della carne a forno, della cena. E poi il passeggio, perché qui vedo tantissime persone. Sì, 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 come i ragazzi più tardi usciranno tutti quanti, noi più anzianotti non riusciamo a seguire tutto il resto della serata. Anzianotti direi proprio di no. La stanchezza. Comunque buona festa, è veramente bello, veramente bello. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. È la prima volta che viene in questa festa? No, più di una volta. E come la trova? Bene, bellissimo. Dove lei? Da dove arriva? Di Pace del Melo. Vabbè, allora qua vicino. Sì. E invece facciamo un po' di promozione territoriale. Il Santo di Pace del Mela qual è? E lì abbiamo 3 feste, 3. Quale? Abbiamo quella della Madonna, del Redentore e San Giuseppe. Più San Nicola e siamo a posto. Ora siamo a 4. Ma lei lo sa che qua si mangia castrato, a Pace del Mela c'è sta cosa? No, lì, anche lì. Lì sì, se qualcuno lo fa. Ma non come qua. E qua è tradizione. E allora io la lascio e andiamo a gustare il castrato, va bene? Grazie. È il miglior paese della provincia di Messina, Gualtieri si camminò, punto. Un paese che è ricco anche di bellezze naturalistiche, perché sappiamo che nella frazione Sicaminò ci sono le cascate. Io da ragazza andavo a farmi il bagno alle cascate. E come si arriva? Spieghiamolo ai nostri telespettatori, così diamo anche un'informazione. L'informazione è la strada che porta a Diversale, va a Sicaminò e poi ci sono la strada alle cascate. Bellissima acqua. E questa festa per lei cosa rappresenta? Visto che da Pace del Melo ogni anno si sposta comunque qui. Io salgo 2 volte al giorno a Gualtieri di Giammoro, 2 volte al giorno. Ci sono gli amici, ci sono tutte quante. Gli occhi al cielo per i giochi. Sì, per i giochi, ma trovo eccessiva la cosa, ecco. Come si dovrebbe festeggiare? Come si festeggia? Però meno spreco, ecco. Invece di sparare per 5 ore di fila, basta 2 ore. Basta. Da dove arriva? Io da Cattafi. Da qua, di qua. Sì, E a Cattafi non si spara. poco e niente, anche perché siamo 4 gatti. Quindi si misura con il numero dei gatti. No. Cioè, io ho le mie idee, poi chiaramente le tradizioni sono queste, ben vengano, tagliamocene care perché ci sono rimaste solo quelle, ci stanno portando via tutto, ci hanno portato via tutto, non ci stanno portando, quindi ben venga. Però io la farei un po' meno sfarzosa, ecco. Tutto qua. Buona festa lo stesso. No, ma per me, io gradisco, a me piace. Sannato è cresciuto, mi ricordo da ragazzino, si veniva a mangiare a piedi la carne a forno lì in alto, si veniva apposta. Ecco, lei ha toccato un tasto importante, perché Cattafi è conosciuta per il buon cibo, ma qua oggi fanno il castrato, quindi si mangia bene. E sono venuto qua proprio perché mi hanno invitato per mangiare la carne a forno e il castrato. Buona festa, buona cena. Grazie. Un giorno di festa, un giorno di grandi preparativi, sicuramente è il giorno che si tirano fuori i vestiti belli, no? Certo, certo. Un tempo
Adesso non più. Perché? Io vedo che è vestita benissimo. Beh, ma io mi sono sempre vestita benissimo, mica adesso solo perché c'è la festa. Questa è una festa patronale, è bella. Quando esce Santa Nicola che butta 3 è fantastico. Ah, butta 3, io non me ne ero accorto. Guardalo, è così. E che significa? E significa che lui con quel 3 tiene forse qualcosa di un terremoto, che ne so io. 3, i pilastri della Sicilia, può essere. Può essere, da tutte le parti si trova lui. Ci dobbiamo informare bene. Io intanto la ringrazio, buona festa, ma cosa ha preparato di buono da mangiare? Ma niente, è il solito che si fa la carne al forno, nel tegame. E un po' di cotolette, un po' di braciole, quello che troviamo mangiamo. Buona festa! Grazie, arrivederci. E siamo arrivati nella parte più alta del paese, da qui si domina proprio tutto Gualtieri. Cosa accadrà qui? Adesso stiamo aspettando qua i giochi d'artificio, che a breve arriverà il santo che si fermerà qua in questo punto e dopo si scenderà, farà questo tragitto fino a che arriveranno in chiesa. Un santo miracoloso, un santo che abbiamo sentito esce fuori con questo 3 nella mano. Cosa significa? Significa tante cose, è una festa che aspettiamo da tanto tempo, che è bellissima, è tanto da spiegare comunque. E poi tantissimi giochi d'artificio qui, ce ne saranno coloratissimi immagino. Sì, è bellissimo, è bellissimo.
confraternita, abbiamo visto sfilare tantissime persone. Io ho letto qua e là che l'ultima confraternita che ha accettato gli uomini è giovane, risale ad un centinaio d'anni fa. Quelle davanti sono caratterizzate dalle donne, ma c'è anche una particolarità. La particolarità, il colore delle divise, bianco le ragazze non sposate e poi invece di colore blu nel caso delle figlie di Maria le signore sposate e il Sacro Cuore invece è colore nocciola. Quale potrebbe essere la motivazione? Risale a tanti anni fa, quindi ormai le ragazze insomma non tutte riescono a partecipare, chi è fuori eccetera, però alla fine tante ragazze che ritornano alle origini, rimettono diciamo questa tunichetta che insomma fa parte delle nostre tradizioni. Ne abbiamo viste anche di scalze perché l'ex voto, ognuno si esprime come vuole. Quanti siete i membri del coro? I membri del coro una trentina, pure di più, alcune volte meno, insomma. Ma oltre questa festa, durante l'anno ci sono altri momenti di festa, di aggregazione? Sì, certo che ci sono. Oltre questo, parlando sempre di San Nicola, c'è la nocciolata del 6 dicembre, che ricorre il giorno proprio di San Nicola, dove c'è il getto delle nocciole dai balconi della piazza e poi c'è la processione della reliquia per una parte del rione del paese. Anche questa è un'antica tradizione perché una volta si faceva per bisogno, no? Era un regalare le nocciole a chi aveva di bisogno. Oggi è diventata una festa a tutti gli effetti per i bambini, no? Più che per i bambini è un segno di abbondanza. Vediamo che San Nicola porta tantissimo oro nel braccio, è l'oro dei paesani.
È loro che la gente, tanti devoti offrono, ma non da adesso, da tantissimi anni, cioè si fa in maniera segreta, non è che uno va a dire, ognuno ha un suo modo di esprimere un pensiero a San Nicola e viene dimostrato anche così. L'ultima cosa, l'inno, penso che l'avrai insomma imparato anche tu, l'inno in dialetto che è caratteristica proprio di San Nicola. Anzi, il 6 dicembre, 3 giorni prima, si esce per il paese e si canta questo inno dietro le porte, bussando insomma alle famiglie, ed è una festa anche in quei 3 giorni che precedono il 6 dicembre. Quindi con questo inno viva San Nicola, che è un inno in dialetto, ma ci sono tanti altri canti che noi non siamo riusciti neanche a fare durante il tragitto della processione. Tutti i canti in dialetto fanno parte del triduo, della novena, insomma. Ha tante cose belle. Un santo amatissimo, mentre noi parliamo vediamo dietro alle nostre spalle tantissime persone che fanno ormai tutte le foto, un selfie, portare a casa l'effigie, l'immagine, la testimonianza di esserci stati. Allora, ormai l'ho imparato anche io, viva San Nicola, io ti lascio andare a gustare la pietanza del giorno e ci vediamo più tardi per i giochi d'artificio. E noi siamo amati figli e apposta l'inno e piccantoni.